Giulianova ha segnato la fine della gestione Chiricallo. L'allenatore pugliese, dopo l'ennesimo rovescio subito dalla sua squadra in campo esterno, ha rassegnato le dimissioni e si è rifugiato nella sua Bari alla ricerca di ristoro dopo le sfortunate fatiche materane. Nel frattempo, in attesa che la società assuma un nuovo Furio Camillo per salvare la patria invasa dai barbari, la guida tecnica del Matera è stata affidata a Vincenzo Antezza, al quale ora tocca l'ingrato compito di fare in modo che, almeno nel breve periodo, la situazione della squadra non peggiori ulteriormente. Chiricallo, che a sua volta aveva fatto la parte di Furio Camillo rilevando nel campionato scorso Diego Giannattasio, si era posto un programma a lungo termine, la graduale ricostruzione del Matera uscito con le ossa rotte e con il morale a terra dopo la doppia retrocessione dalla Serie B alla Serie C1 e dalla Serie C1 alla C2. Il tecnico pugliese però ha dovuto gettare la spugna alla quarta giornata del girone di ritorno che vede il Matera a 17 punti, in piena zona retrocessione e più che mai afflitto da quelli che molti hanno ormai definito un male oscuro e che continua a risucchiare la squadra verso tornei di sempre più scadente livello tecnico. Antezza dice che le individualità sono valide, ma il collettivo fa acqua e forse non sbaglia perché presi singolarmente i giocatori del Matera sono validi, ma al di là dell'impostazione tecnica e dell'amalgama non ancora trovato, questa squadra va ricostruita soprattutto sotto il profilo psicologico. Il Matera anche in casa non sembra fiducioso nei suoi mezzi, segna, macina gioco, ma irrimediabilmente si fa raggiungere, cedendo ad avversari dotati di un morale più forte. Allo stesso modo, fuori casa prende gol che poi non riesce a restituire, quasi fosse rassegnato a una sorte irrimediabilmente avversa. Con questo andazzo, risalire la china sarà impresa fortemente ardua, a meno che la squadra non ritrovi grinta e morale e una capacità di reazione che fino a questo momento ha dimostrato di non avere. Tanti auguri dunque ad Antezza e a chi guiderà il Matera fino alla conclusione del campionato, ma la società sappia che negli sportivi si sta ingenerando una rassegnazione ancor più forte di quella che sembra attanagliare la squadra. Sono molti quelli che stanno optando per altri sport. Il pienone che tutte le domeniche si registra alle partite di pallacanestro rappresenta un'allarmante luce rossa che non può essere ignorata se non si vuole che il gioco del calcio sia completamente soppiantato da sport emergenti, ai quali peraltro non si possono disconoscere né gli aspetti spettacolari né il diritto a destare l'interesse del pubblico.